Ben ritrovate cattoliche dintorni. A San Diego col progetto LEIT per perfezionare la lingua inglese, quello che ha fatto Marcella, secondo anno della Facoltà di Scienze Linguistiche, pronta per partire per l'Erasmus. Andiamo insieme a conoscerla. Marcella Prandelli, iscritta al secondo anno della Facoltà di Lingue, indirizzo esperto linguistico di impresa qui in Cattolica. Sei tornata da poco da una bellissima esperienza all'estero. Dove sei stata? Sono stata in California, a San Diego, e ho frequentato il college e sono stata presso una famiglia, una splendida famiglia, e chi vuole fare questa esperienza consiglio vivamente di andare in famiglia. Io ho trovato una famiglia fantastica. C'erano altre due ragazze con me, c'era una ragazza giapponese e una ragazza tedesca. Entri veramente nelle loro tradizioni, nella loro vita, loro sono molto aperti a differenza nostra, ti fanno sentire a loro agio completamente. Io mi sentivo veramente una loro figlia. Perché hai deciso di partecipare al programma chiamato LEIT, giusto? Ho deciso di partecipare perché sono da un po' di anni innamorata dell'inglese. Ho sempre avuto questa curiosità verso l'America, soprattutto la costa occidentale, e dunque ho scelto la California per le spiagge, il clima fantastico tutto l'anno. Quando qua era inverno, là veramente giravo in costume, mezze maniche, pantaloncini, c'era veramente un clima bellissimo. Come si svolgevano le tue giornate? Mi alzavo alle 7, andavo in università alle 8, finivo all'1 il corso, con ovviamente le varie pause all'interno di esso, e all'1 decidevo se tornare a casa, andare in piscina, andare in palestra. O di solito il weekend partivo e andavo a visitare altre città. Sono stata a Los Angeles, sono stata a Las Vegas, sono andata a Venice Beach, a Santa Monica. Ho girato un po' ovviamente quello che si può fare in un mese. Ho fatto surf, ho fatto i corsi di surf durante tutti i venerdì, perché sono delle lezioni in più extra e tu puoi scegliere, puoi decidere insomma cosa fare. Il corso che frequentavi la mattina che cos'era? Era tutto improntato sull'inglese, si partiva dalla grammatica alla reading, writing, c'era l'ora del film, guardavamo questo film e poi lo analizzavamo, i vari slang e i modi di dire loro che c'erano nel film. Ti hanno lasciato un certificato alla fine dell'esperienza? Come funziona? Assolutamente sì, ho ricevuto un certificato. Quello che mi hanno dato loro non ha crediti per ora, però sto aspettando, mi hanno detto tempo un mesetto e mezzo, mi faranno avere l'altro che rilascerà qualche credito, ovviamente valido anche per l'università qua e per il mio corso di lingue, dunque che abbia un riscontro anche qua. Comunque serve molto secondo me, perché l'inglese, almeno il parlato, migliora, perché là sei obbligato, perché chi sa l'italiano là non ce ne sono, insomma. Questa esperienza ti ha cambiato in qualche maniera? Sì, perché ti approcci in modo diverso anche tu con gli stranieri qua, secondo me, perché sei molto più aperto anche tu e provi a metterti nei loro panni, visto che comunque ci sei stata. Se hanno bisogno, sai cosa vuol dire aver bisogno di qualcosa e non sapere, cioè sapere la lingua però non essere del posto, e dunque diventi un po' più indipendente, impari a uscirne insomma dalle situazioni da sola e ti rapporti in maniera diversa anche con le altre persone. Un consiglio che vorresti dare alle ragazze e ai ragazzi che come te sono iscritti a lingue e vorrebbero partire? Partite, andate, fatelo finché potete, perché poi una volta che si entra nel mondo lavorativo è tutto più difficile. La Cattolica dà questi spazi, dà queste possibilità, è veramente una cosa bellissima. Io spero di tornarci, spero di andare di nuovo, e fatelo anche voi. La Facoltà di Scienze Matematiche ha ospitato il terzo incontro italo-austriaco per parlare dell'impatto che le nuove tecnologie informatiche della comunicazione hanno sulla società. Vediamo insieme cosa è emerso. Professor Tessera, da dove nasce l'idea di questo laboratorio, questo workshop sulle tecnologie riguardanti l'informazione e la comunicazione? Con i professori Haring e Cozzi e Cicuta c'è una collaborazione che dura da parecchi anni, e questo è il terzo workshop che viene fatto su queste tecnologie, la prima volta qua a Brescia, e l'idea è quella di continuare una collaborazione internazionale, anche andando a esplorare altri campi che escono dagli interessi specifici di ricerca. Per questo abbiamo tenuto il workshop aperto al pubblico con tematiche più generali, sperando che possa coinvolgere un pubblico eterogeneo. Professor Haring, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno effetti considerevoli non solo sulla nostra vita privata e professionale, ma anche a livello sociale. In quale direzione sta procedendo lo sviluppo tecnologico in questo campo? Negli ultimi anni si è venuta a creare una forte correlazione tra i vari ambiti della tecnologia.
Non solo questo ha apportato notevoli miglioramenti nella vita quotidiana, ma ha favorito anche la mobilità delle persone. Dobbiamo quindi aspettarci che questo sviluppo proceda costantemente, così che milioni e miliardi di persone possano comunicare sempre più facilmente. Interessante anche indagarne gli effetti sulla società. Resta infatti aperta la domanda se in futuro si riuscirà effettivamente a tenere il passo di uno sviluppo sempre più veloce ed inarrestabile. Professoressa Kotsis, oggigiorno si riscontra la tendenza sempre più frequente di caricare fotografie e filmati in internet e di postarli sui social network. Come si possono sfruttare gli archivi virtuali creati da una web community? Il grande vantaggio dei nuovi media sta nel fatto che essi non sono semplici archivi, bensì strumenti interattivi. Gli appartenenti ad un network possono discuterne i contenuti, commentarli ed elaborarli. In futuro i contributi audiovisivi saranno fruiti in modo sempre meno passivo. In Austria abbiamo sviluppato un piccolo progetto in cui i membri di una community raccontano la loro vita attraverso fotografie e filmati, perché si sa la voce dei protagonisti è sempre più allettante. I commenti a questi contributi possono a loro volta essere ulteriori contributi audiovisivi, che vanno così a creare una rete, anche tematica, di materiali, accessibile a tutti gli appartenenti al network. Professor Shikuta, grazie alla cosiddetta computational intelligence è possibile avvicinare gran parte delle persone alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Possiamo considerare queste tecnologie come un nuovo servizio a favore dei cittadini? L'ICT cambierà radicalmente il futuro. L'accesso al mondo della comunicazione e dell'informazione sta diventando un vero e proprio servizio di largo consumo. Il valore aggiunto sta nel fatto che noi stessi possiamo erogare questo servizio alla comunità. Ad esempio, se io sono un professore e pago per avere una connessione ad internet sul mio smartphone, posso allo stesso tempo offrire ai miei studenti l'accesso ad un contenuto piuttosto che ad un'informazione specifica. In questo modo favorisco la possibilità di creare una interconnessione sempre più stretta tra mondo reale e mondo virtuale. E ora spazio alla rubrica Libri in pillole. In questo libro della collana dedicata alla scienza delle edizioni Dedalo, le protagoniste sono tre, Amelia, Beatrice e Carolina, che vogliono scoprire che cosa sia l'infinito. Durante le loro avventure incontreranno uno strano pittore che le condurrà all'hotel Hilbert, dove avranno la fortuna di conoscere il direttore, il signor Giuseppe, che poco a poco le affascinerà, spiegandogli le proprietà dell'infinito matematico. Questo è 1, 2, 3 infinito di Benoît Victor. Un albo coloratissimo e divertente per imparare parole nuove e insignificanti. Uno studioso si trova in una biblioteca quando troverà in un vecchio dizionario una parola mai sentita prima, cimpa. Che cosa vorrà dire? Presto ci si recherà dalla professoressa Zelinda, che ha 137 anni, per chiedere a lei delucidazioni in merito. Secondo l'insegnante si tratta di un verbo della prima coniugazione, quindi evidentemente cimpare. Ma che cosa vorrà dire mai? Tutti inizieranno presto a utilizzarla, fino a quando un linguista sosterrà che forse si tratta di un sostantivo. E se fosse invece un avverbio, un pronome, una coniugazione? Cimpa è sulla bocca di tutti, dai produttori radiofonici fino ai politici. E anche la gente comune, ma nessuno sa in realtà il suo vero significato. Questo è Cimpa, la parola misteriosa di Caterina Soural. Per tutti i giorni dell'anno, proprio così, 366 poesie, racconti e storie dedicate ad ogni giorno del vostro anno.
Storie dolci, divertenti, allegre, anche un po' strampalate, per far sorridere i vostri bambini e tenerli compagnia tutti i giorni dell'anno. Questo è un anno pieno di storie di Georgie Adams e Selena Young. Anche per oggi noi ci fermiamo qui, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:05. Per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.